Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. La Sicilia celebra gli 80 anni della Repubblica tra Palermo e Catania con cerimonie istituzionali e cortei civili. Autorità e studenti ricordano valori democratici e impegno delle nuove generazioni. Palermo presa d'assalto nel ponte del 2 giugno, mare, cultura e buon cibo attirano migliaia di turisti tra centro storico gremito e numeri record all'aeroporto Falcone Borsellino. In Sicilia si respira già aria d'estate. Incendio in un lido di Tre Fontane a Campobello di Mazzara, paura e bagnanti in fuga, il rogo sarebbe divampato dalla cucina dello stabilimento. Non si esclude l'atto doloso per l'incendio che ha distrutto un salone di parrucchiera a Canicattì. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Un razzismo strisciante dietro l'aggressione contro un giovane bengalese a Marsala, parla l'avvocato Albert Cabongo, che chiede interventi concreti per arginare il fenomeno dilagante. A Catania 10 kg di droga nell'armadio, arrestato alla polizia un 21enne che sorprese durante un controllo ha tentato di disfarsi di parte della sostanza lasciandolo dal balcone. Dopo 16 anni di ricorsi, il Consiglio di Giustizia Amministrativa blocca a Catania l'ampliamento del porto privato della Tortuga a Ognina. Soddisfatti i pescatori ambientalisti, mentre la società valuta le prossime mosse. Calcio, il Catania accelera la programmazione per la nuova stagione. Entro giugno le scelte sul direttore sportivo e allenatore, mentre la società conferma investimenti e continuità gestionale. Sul tavolo anche il futuro della rosa. Bentrovati, gli 80 anni della Repubblica tra orgoglio, riconoscenza, identità e responsabilità a Palermo e Catania, le celebrazioni all'insegna della partecipazione democratica e dell'unità nazionale. Tonino De Mana. Una festa di riconoscenza e di responsabilità, ma anche di orgoglio e identità. Gli 80 anni della Repubblica colorano la Sicilia di verde, bianco e rosso. Il clou delle celebrazioni a Palermo e Catania, idealmente unite per consolidare fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando così il senso della partecipazione democratica. Nel cortile di Palazzo degli Elefanti la deposizione della corona d'alloro alla presenza del prefetto Signoriello, del questore di Catania Bellassai e del sindaco Trantino, con successiva sfilata di enti, istituzioni, società civile, studenti in via Etnea e cerimonia in piazza Università. Solidarietà e servizio per una Repubblica in movimento e non statica, ha sottolineato il prefetto di Catania, Pietro Signoriello. Istituzione è la nostra casa comune. Sì, non c'è dubbio. La nostra casa comune è la comunità, il popolo, e qui a Catania c'è stata una risposta veramente corale e importante, quindi sono io stesso emozionato. Buona festa, buona festa. 80 anni fa nasceva la Repubblica, quanto è cambiato e cosa è cambiato? 80 anni fa è stato messo il seme, adesso è cambiato perché è un albero grande. Da Catania a Palermo, con la deposizione di una corona d'alloro in piazza Vittorio Veneto, alla presenza delle più alte cariche civili, religiose e militari. A fare gli onori di casa il prefetto Massimo Mariani. Questi 80 anni ci dovrebbero innanzitutto offrire lo spunto per imparare da tutti coloro che quel giorno fecero una scelta. In 80 anni la Repubblica ha superato sfide e ottenuto conquiste, anche se non sono mancati momenti difficili come il dopoguerra, la crisi economica, il terrorismo e la lotta alla mafia. Questo paese ha fatto grandi passi avanti rispetto a 80 anni fa, quindi la Repubblica coincide col benessere degli italiani. Libertà, diritti, crescita e opportunità. Alle nuove generazioni il compito e il testimone per custodire e tramandare valori e ideali. E sono tantissimi i turisti a Palermo per questo ponte del 2 giugno, stranieri e italiani sono in giro per il capoluogo, alcuni di loro dicono Palermo è bella ma un po' sporca. Oltre 171.000 i passeggeri transitati all'aeroporto Falcone Borsellino. Marco Gullà. Mare, cultura e buon cibo, le tre keywords del ponte del 2 giugno a Palermo e boom di turisti sia italiani che stranieri nel capoluogo. Qui siamo nel centro storico e già dalle prime ore del mattino moltissima gente in giro per visitare la città. La città è bella, però all'interno della città è un po' molto sporca, devo dire. Sì. Molto sporca e lasciata proprio i monumenti abbandonati, e questo è un peccato. È molto bella ma sporca. Sicuramente ha un sacco di influenze anche derivanti, immagino, dall'impero borbonico, insomma si vede parecchio anche dell'Africa. Come le sembra la città? Bellissima, veramente. Da per ritornare nuovamente. Cosa le è piaciuto principalmente?
Tutto le che non mostra l'attenzione e l'amabilità della gente, sempre con buona predisposizione. Oltre 171.000 viaggiatori sono transitati dall'aeroporto Falcone Borsellino, un dato decisamente positivo rispetto anche all'anno scorso. È un segnale importante perché dimostra che Palermo continua a conquistare mercati internazionali e a essere scelta non solo per il mare, ma per la sua cultura, la sua identità e la qualità delle esperienze che offre. E in Sicilia sembra già estate e allora per fronteggiare questo primo caldo in molti optano per una spremuta d'arancia. Ma qua si vendono solo vitamine, nulla che fa male alla salute. Paura a Campobello di Mazzara, un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio alla Monna Lisa Beach, nella frazione di Tre Fontane. Il lido è stato fatto evacuare, le persone che si trovavano sia nella sala ristorante e bar che in spiaggia sono state fatte allontanare centinaia di metri lontano lo stabilimento. Alcuni sono fuggiti anche lungo la spiaggia. Sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza. Al momento non è chiara l'origine del rogo. Secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe esploso nella cucina da una cappa. I danni sono ingenti e nello spegnimento delle fiamme 2 vigili del fuoco sono rimasti feriti. E parliamo di un altro incendio. Sono in corso accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio che ha distrutto una parruccheria in via Boves a Canicattì. Le fiamme hanno provocato danni ingenti all'attività. Sul posto i vigili del fuoco e carabinieri. Davide Sardo. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato le indagini per accertare la natura dell'incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha devastato una parruccheria di via Boves a Canicattì, nell'Agrigentino. Il rogo è divampato nelle ore notturne. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto il locale, provocando danni ingentissimi. Distrutti diversi macchinari e gravemente compromessi gli interni dell'attività commerciale. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per circa 2 ore prima di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti investigativi. Le cause restano ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cortocircuito, ma non viene esclusa nemmeno la pista dolosa. Al momento però non sarebbero stati trovati liquidi infiammabili, taniche o altri elementi riconducibili con certezza a un gesto intenzionale. La parruccheria appartiene ad una quarantena di Canicattì già ascoltata dagli inquirenti. Saranno i rilievi tecnici disposti dalla Procura a fare piena luce sulle cause del devastante incendio. È morta Alessandra Bruno, la 49enne di Mister Bianco, ricoverata in condizioni disperate per essere stata aggredita brutalmente dal marito. Adesso l'uomo deve rispondere di femminicidio. Angelo Gagliano. Il miracolo non c'è stato. Alessandra Bruno, la 49enne di Mister Bianco, colpita alla testa e al volto dal marito sabato notte al culmine di una lite, è morta nella terapia intensiva dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove era stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico per ridurre il trauma facciale e rimuovere l'ematoma provocati dai fendenti inflitti dal compagno. Alessandra lascia 4 figli, 2 minorenni e 2 maggiorenni. A scatenare la furia omicida del marito sarebbe stata, indagini sono ancora in corso, una relazione ormai logora e la volontà della donna di avviare le pratiche per la separazione. Si aggrava dunque la posizione giudiziaria del marito, che ora deve rispondere di femminicidio. A dare l'allarme era stata la figlia maggiore. All'arrivo dei carabinieri la donna era stata trovata riversa per terra, mentre in casa erano presenti i 4 figli della coppia, che non avrebbero però assistito alla tragedia. Il sindaco di Mister Bianco, Marco Corsaro, in una nota ha espresso profondo cordoglio per la morte violenta di una concittadina, sottolineando lo shock e il dolore dell'intera comunità. Azioni a sfondo razzista, ci sarebbe questo dietro le aggressioni di Marsala. Viene chiesto un intervento decisivo mentre la Procura ha aperto un fascicolo e delegato i carabinieri per le indagini. Si è ripreso intanto il giovane bengalese aggredito a bastonate. Sentiamo Laura Spanò. Dietro le aggressioni di Marsala si avverte l'ombra di un razzismo strisciante, vigliacco, proprio perché si nasconde dietro un volto coperto, un razzismo che è figlio di ignoranza e marginalità e sicuramente non di integrazione. C'è voluto il coraggio di uno dei ragazzi aggrediti, che ha denunciato a far capire veramente il clima in cui i lavoratori stranieri convivono. Intanto si è ripreso il giovane bengalese aggredito e ringrazia tutti per la vicinanza. Stai bene? Così, bene. Così? Tutti, grazie.
Accanto a loro Albert Kabongo, congolese avvocato che vive da anni a Marsala e che chiede fatti concreti. Tanti migranti quando vanno a lavorare di mattina nel versante sud della nostra bellissima città vengono spesso picchiati, presi di mira da un gruppo di criminali. Bisogna agire, bisogna far sì che questi episodi così crudeli non si verificano più nella nostra città, soprattutto che vengono condannati, quindi puniti questi criminali che mettono questo sistema così odioso nei confronti di chi si sveglia presto, tra l'altro per andare a lavorare nei campi. Sulle aggressioni c'è un fascicolo aperto dalla Procura di Marsala che ha delegato le indagini ai carabinieri. Si cerca anche attraverso le immagini della videosorveglianza di arrivare a scoprire questa banda che ha già colpito in tutta la parte sud di Marsala. Emergono altri dettagli sul tesoro di Matteo Messina Denaro e sui suoi fiancheggiatori. Luca Tamburello, arrestato assieme al padre Giacomo e alla madre Maria Antonina Bruno nell'inchiesta appunto della Procura di Palermo sul tesoro del boss Denaro, aveva intenzione di trasferire tutto l'ingente patrimonio e le società a Dubai. Il progetto prevedeva anche il trasferimento della famiglia. Il progetto era stato approvato dal padre Giacomo, contento perché, diceva, negli Emirati Arabi non c'è estradizione, quindi per lui era una sicurezza. Sentiamo. Dopo il blocco dei conti di Banca Santander, Luca Tamburello, figlio di Giacomo, finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta sul tesoro di Matteo Messina Denaro, come il padre e la madre Maria Antonina Bruno, aveva intenzione di trasferirsi a Dubai. L'intento era di riorganizzare e ricollocare l'ingente patrimonio di famiglia negli Emirati Arabi con il trasferimento anche delle persone fisiche. Emerge nelle carte dell'inchiesta dei magistrati di Palermo. Il trasferimento a Dubai costituisce per Tamburello Junior una destinazione idonea dove riorganizzare assetti societari e flussi economici, valorizzando profili di favore fiscale e operatività bancaria, elementi che denotano un'impostazione imprenditoriale alla ricerca di una rete di appoggi funzionale a un trasferimento stabile. Ne parla anche con il padre Giacomo. I due commentano la recente esperienza di Luca a Dubai e le condizioni favorevoli per il business. In questo contesto Giacomo Tamburello sottolineava al figlio che a Dubai non c'è l'estradizione. Un manager sopraffino, scaltro, preparato, uno che piaceva al boss Matteo Messina Denaro, che senza esperti non avrebbe potuto attingere a certi sistemi finanziari altrimenti inarrivabili. Porta la firma di Tamburello Junior, il sistema creato per nascondere un patrimonio illegale inestimabile, un dandy, un'immagine che riporta un giovane ed emergente boss Matteo Messina Denaro quando scorazzava per Castelvetrano con auto sportive di grossa cilindrata, abiti costosi e Ray-Ban a nascondere lo strabismo. A Catania un giovane di 21 anni è stato arrestato. Nell'armadio della sua camera da letto aveva nascosto quasi 10 kg di droga. Orazio Longo. 13 grosse buste con quasi 10 kg di droga del tipo marijuana contenute all'interno di una borsa e di una scatola nascoste nell'armadio della camera da letto. La polizia ha arrestato un 21enne di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio. Durante il pattugliamento nella zona di via Palermo, gli agenti della squadra cinofili notavano una persona che alla vista dei poliziotti cominciava a lanciare oggetti dal balcone. Avvicinatisi gli agenti, col supporto del cane antidroga Ares, veniva fuori che il giovane, nel tentativo di sbarazzarsene, aveva lanciato dal balcone ovuli di hashish. A quel punto il controllo si è spostato all'interno dell'abitazione del 21enne. A seguito della perquisizione, come si vede nelle immagini, in camera da letto all'interno dell'armadio, gli agenti trovavano 13 grosse buste di marijuana per un peso complessivo di oltre 9 kg, con un bilancino di precisione e altre bustine utilizzate dal pusher per confezionare le dosi. La sostanza stupefacente è stata recuperata e sequestrata dai poliziotti, successivamente inviata nei laboratori della scientifica per essere analizzata. Nei confronti del giovane, invece, dopo essere stato convalidato l'arresto, è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Operazione congiunta di carabinieri e polizia tra Paternò e Adrano contro le corse clandestine di cavalli, identificate decine di persone e controllati numerosi veicoli. Ad Adrano gli agenti hanno bloccato 2 cavalli pronti per una gara illegale. I controlli veterinari hanno accertato irregolarità nei documenti e nelle vaccinazioni degli animali. I cavalli sono stati sequestrati e i proprietari multati fino a 6.500 euro ciascuno.
E adesso vi parliamo della scossa di terremoto che è stata registrata poco dopo la mezzanotte ed avvertita in tutto il sud Italia. La magnitudo è stata di 6,2 della scala Richter, l'epicentro nel Mar Tirreno. Situazione in costante monitoraggio, ma al momento non si segnalano danni. Tonino De Mane. È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e parte del Lazio, la scossa di magnitudo 6,2 della scala Richter registrata poco dopo la mezzanotte a largo della costa calabrese di Amantea, località in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Quest'area è caratterizzata per l'appunto dal verificarsi di eventi di questa tipologia, cioè estremamente profondi, che sono dovuti alla cosiddetto slab tirrenico, cioè un pezzo di crosta oceanica del Tirreno che si immerge al di sotto della Calabria. In Sicilia la scossa è stata avvertita in particolare nella fascia tirrenica da Messina a Palermo, ma anche a Catania e province, nel Nisseno, nel Siracusano e nel Ragusano. In alcune località della Calabria, la regione più vicina all'epicentro del terremoto, molti cittadini sono scesi in strada per paura di altre scosse. Centinaia le chiamate a protezione civile e vigili del fuoco. Nella notte il capo della protezione civile regionale Cocina ha partecipato ad una riunione con il capo della protezione civile nazionale siciliano. La situazione è in costante monitoraggio, al momento non sono stati segnalati danni. Breve pausa e poi vi parleremo del porticciolo di Ognina a Catania, tra poco. Colpo di scena al porticciolo di Ognina. Il CGA ha fermato l'ampliamento della società Tortuga e messo in discussione il via libera dato dalla soprintendenza. Per Legambiente i lavori vanno sospesi subito e l'area restituita alla fruizione pubblica. Ma sentiamo i dettagli con Eva Spampinato. Un posto più bello di Catania, come lo date in concessione a privati quando appartiene ai cittadini? 16 anni di carte bollate e ricorsi, una contesa che sembra uscita dai libri di storia antica. Da una parte gli imprenditori, dall'altra i pescatori e gli ambientalisti, come due eserciti schierati davanti allo stesso tratto di mare, quello di Ognina, approdo frequentato già nell'VIII secolo a.C. Hanno messo questo pontile. Da quanto tempo c'è questo pontile? Di quest'anno. Ai pescatori di Ognina che spazio è rimasto? Niente, non si può dire niente. Ora il Consiglio di Giustizia Amministrativa mette un punto fermo e blocca l'ampliamento della struttura privata della Tortuga. Ritenendo che il parere dato dalla soprintendenza alla richiesta concessione sia errato, sia illogico, però ovviamente ha fissato un principio per cui insomma il luogo deve essere tutelato, è un luogo che ha una storia. La decisione viene accolta con soddisfazione dai pescatori di Ognina che da tempo contestavano il progetto di ampliamento. Riappropriarci dei nostri luoghi, perché questo è dei catanesi, non è di un singolo cittadino. Di diverso avviso la società proprietaria del porto privato, che adesso dovrà valutare le prossime mosse dopo lo stop imposto dai giudici amministrativi. Le sentenze si rispettano assolutamente, però metteremo in discussione dei pareri. Peraltro il parere della sovrintendenza non credo sia richiesto in acqua, cioè nello specchio acqueo non funziona. Devo solo ormeggiare delle barche che, ricordo a tutti, pagano tasse e che fanno girare l'economia. La vicenda riapre il dibattito sulla tutela del litorale e sull'equilibrio tra interessi privati e fruizione pubblica del mare. Domenica a Catania al cinema Ariston, ultima tappa del tour di presentazione del film Don Chisciotte, alla presenza del regista Fabio Segatori con Alessio Boni nel ruolo del protagonista. Un film in cui, del quale molte scene sono state girate a Messina. Orazio Longo. Un Don Chisciotte messinese, quello di Fabio Segatori con Alessio Boni. Nella città dello Stretto, infatti, sono state realizzate le sequenze iniziali e finali del film, che dopo l'anteprima nazionale, l'uscita nelle sale italiane, ha fatto tappa in Sicilia con il tour di presentazioni. Una rilettura contemporanea e visionaria del capolavoro di Miguel de Cervantes, che intreccia idealismo, libertà e disillusione. Ecco il castello. Spruzzare
Scappatevi questi incantatori! È proprio a Messina che prende forma la suggestione narrativa della pellicola. Un giovane de Cervantes, ferito nella battaglia di Lepanto e ricoverato in un ospedale messinese, concepisce il personaggio e le gesta di Don Chisciotte. Le scene ambientate nel 1571 sono state girate negli spazi del Forte Gonzaga e del Forte San Salvatore, una lavorazione che si è avvalsa di attori, figuranti e maestranze locali. Lo zio è scappato, ha attaccato un gregge di pecore, un barbiere e un drago. Si fa chiamare Don Chisciotte della Mancia. Nel cast Alessio Boni interpreta il cavaliere dalla trista figura, affiancato da Fiorenzo Mattu nel ruolo di Sancio Panza. La scenografia è firmata da Cinzia Muscolino, prodotto e distribuito da Baby Films con il sostegno del Ministero della Cultura. La vedi? La grande ruota del demonio. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio del Catania. Eccoci al calcio. Dopo la nota diffusa da Pelligra, il Catania guarda al futuro, al nuovo direttore sportivo e al nuovo allenatore. Per la panchina è stato incontrato Biancolino. Sentiamo Marco Carli. Dalle parole ai fatti, questo dovrà essere il credo del Catania in questo mese. L'ha detto anche Pelligra nella nota diffusa dal club. Il lavoro per il 2026-2027 è già cominciato, anche perché, aggiungiamo, di cose da fare ce ne sono tante, a partire dall'individuazione di direttore sportivo e allenatore. I punti più significativi del Pelligra pensiero: la base ottima di cui ha parlato il presidente del Catania, i giocatori, molti sotto contratto, con un Leonardo in più, sicuramente ci sono. Di certo, dopo i risultati, i tifosi si chiedono se lo scorso anno questa base sia stata o meno sopravvalutata. Il rendimento, per molteplici motivi, è stato sotto le attese. Altro punto della nota: dobbiamo correggere, modificare, aggiungere. Magari nell'incontro con la stampa, programmato a Torre del Grifo mercoledì, potrà spiegare anche le modalità. Poi l'impegno confermato, gli investimenti con Torre del Grifo, il cui valore economico si avvicina a quello del budget finora stanziato negli anni di gestione di Pelligra. Infine il punto più discusso dai tifosi, Grella, che resta al timone come prevedibile. Tutto è iniziato con lui, dice Pelligra, e con lui proseguirà, nonostante con questa guida non siano arrivati i risultati sperati. La scelta è chiara, ora serve la direzione. Come dicevamo, il lavoro è tanto, si parte dal direttore sportivo con Varrà in primo piano e dall'allenatore. Si registra in tal senso l'incontro avvenuto con Biancolino, ha portato l'Avellino in B, ha rinnovato fino al 2028 per poi essere sostituito a stagione in corso da Ballardini. Guadagna 150.000 euro a stagione. Tanti sistemi utilizzati in carriera, dal 3-4-2-1 come Toscano al 4-3-1-2. Se fosse lui l'allenatore, il Catania potrebbe anche ricominciare dalle due punte. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.